Buonasera a tutti. Buonasera a tutti cari amici, vicini e lontani, giusto? Perché alcuni Esatto, saranno un po' più lontani che... e ben ritrovati. Esatto. Bene. Allora, che si dice? Bene, stasera facciamo le sibille e il pendolino. Il pendolino. Da so che oggi ho fatto una sibille, pensavo di più una Ilde e l'ho salutata, sì. Una Hilde a caso? Bene, aspetta che mentre noi stiamo, cioè tu parli, spieghi alle persone, Ok, io vado a linkare la nostra live. Guarda, guarda, eccoci aspetta, qua. così Sì. qua, sì, bene. Spiega un po' allora, amici. Allora, ovviamente questa è la serata della settimana che insieme, il Marietto e io, dedichiamo a voi e alle vostre domande per rispondere appunto gratuitamente ad una domanda ciascuno, ovviamente in ordine di arrivo e, come dire, in ordine di arrivo appunto Ci arriverà qualcuno. se arriva qualcuno è nella mezz'ora che mettiamo a disposizione. Ok. Dunque, vi ricordo a questo punto come porre la domanda nella diretta e ovviamente i dati che servono, perché appunto, siccome la scia energetica è molto importante per noi per riuscire a darvi una risposta quantomeno un po' attendibile, abbiamo Mm, necessità che mettiate il vostro nome e la vostra data di nascita. Una domanda che deve essere formulata in modo chiaro e non generica, dunque né esatto. doppie opzioni né domande che ne so, chiedono il prossimo futuro, perché è troppo vasto come argomento e le sibille sono in grado di rispondere a più cose, dunque riuscire a capire il loro messaggio diventa criptico senza una domanda precisa, giusto? Giusto. E vi ricordo anche che se volete chiedere per qualcuno di vostro interesse o per sapere come andrà col vostro fidanzato o col posto di lavoro, eccetera, se appunto riguarda un'altra persona, mettete anche il nome e la data di nascita di quest'altra persona. Codice fiscale, La DNA, targa. la targa, si è pagato il bollo, so, quelle cose lì. Bene, detto questo, prima di cominciare e di salutare le persone che si sono unite alla diretta e che ci hanno raggiunto in questo momento, vi ricordo che su Facebook ci trovate nei gruppi I Casti Sacerdotali e nel gruppo Radiestesia Radionica, Tarologia ed Ermetismo. Dunque cercateci perché siamo su Facebook anche in questi gruppi e siamo su Facebook appunto quotidianamente, dunque il contatto con noi è più frequente, ma non dimentichiamo l'importanza del sito che è ormai online da 6 anni, forse anche qualcosina di Sì, più, 6 anni più o meno, sì, 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 sì. ed è uno strumento, cioè è un punto dove su internet troverete materiale gratuito legato alla radionica che ha fatto lui, veramente un lavoro di una vita, e, che è stato raccolto in dispense e messo a disposizione di tutte le persone che hanno interesse nella radionica e che vogliono materiale di radionica gratuito. Ovviamente ricordo che comunque nel sito ci sono più sezioni dove troverete materiale gratuito anche di altri argomenti, come ad esempio l'ermetismo e la cabala. Dunque, se siete interessati alle materie esoteriche, cercate perché nel sito troverete tanti doni, devo dire. Mm. E poi la sezione shop dove il Marietto e io stiamo aggiornando ancora per rendere più fruibili e accessibili a tutti l'elenco delle cose che forniamo a pagamento, dei A nostri pagamento, servizi a pagamento. a Bene, pagamento. allora detto questo, cominciamo a salutare Tatiana, Tatiana, buonasera, buonasera anche Marina. Grazie, la Marina, carina, occhio, occhio, grazie. Marina, brava Grazie Marina. Marina. Buonasera Brava Chiara, Marina, buonasera va bene, Antonella. bene. Bene, intanto ci sono questi Persone che, sì, amici. amici che salutano, poi penso Esatto.
noi che non salutano. Va bene, Va ma noi bene, li salutiamo salutiamo lo tutti. stesso, grazie per esserci. Allora, Palesatevi, c'è anche Cristina. ciao Cristina, ma lei ha detto che siamo anche su Telegram? No, Allora, questa non l'ho detta. no. Allora, ho spiegato che siamo su Facebook, ho detto del sito, vi ricordo che abbiamo i canali YouTube, dunque il canale del Marietto Veneziano dove ci avete raggiunto questa sera, il mio canale YouTube che si chiama Ildegarda, vi invito ovviamente ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Dicevi Telegram? Sì, c'è un gruppo Telegram che si chiama, non me lo ricordo più, ho pensato quanto, i Magici Arcieri Bertoldini. Come si fa a dimenticare i Magici Arcieri Siamo Bertoldini? 250 e si è dimenticato. Allora, usavamo incontrarci settimanalmente nel Quanti gruppo, anni fa? un paio d'anni fa, fino a un paio d'anni fa facevamo incontri. L'anno scorso è volato via così, tra il Covid e Qua è altre stato il Covid che faccende. ma hai parlato del ciondolo che costa solo 150 euro per spedire di Ecco, questo lo troverete nella sezione shop, è un ciondolo cabalistico, ma è un ciondolo lavorato anche radionicamente e radiestesicamente, dunque è caricato di tutti i programmi difensivi e quando intendo difensivi a 360 gradi, dunque si occupano appunto di difesa occulta e anche fisica ma anche di riequilibrio ed è anche un talismano propiziatorio, dunque è un valido supporto, tra l'altro può essere programmato per qualsiasi scopo, ogni programma aggiuntivo ha un costo di 10 euro, dunque se siete interessati contattateci. Oh, vedo che si è aggiunta anche Viviana, si è aggiunta anche Lara, buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, Bene, cominciamo a adesso rispondere, così magari si sì, perché incoraggiano. sta diventando una dynasty Sem- di no, Filippis qua, eh. sembra la pubblicità. Hai Del- presente tipo Emiflex? Amici, le pentole non mangiano. Allora, Ok, al dai, di là di passiamo alle tutto. prime domande, coraggio che noi ci siamo. Non abbiamo Buonasera Donatella, fatevi avanti, noi intanto cominciamo a rispondere a Tatiana, che piano. è la prima collegata. Allora, volevo sapere se otterrò un finanziamento da Figempa entro l'estate. Tatiana è del 5 settembre del 90. Vediamo un po' cosa dice. No, no, sono pieno. Mm. Entro l'estate no? Ma lo ottiene sì o lo ottiene no da questa Figempa? Mm. Sembrerebbe di no. Vediamo cosa dicono le sibille. Mhm. Dunque, Tatiana, Dell'80. esatto, 5 settembre dell'80 per il finanziamento. Vediamo un po' come andrà secondo le sibille, una bella stesa di approfondimento. Allora, il taglio è incoraggiante, sembrerebbe che Ok. in fondo se, io non so quale sia lo scopo, il motivo per cui chiede questo finanziamento, ma ci sono buone prospettive. Ok. Almeno al taglio, vediamo un po' però, perché il taglio è una cosa e a volte parla anche di altre cose, no? Magari vuole solo dire che sta per arrivarti un messaggio anche importante. Dunque, Mm. vedi che effettivamente poi la stesa non dà un buon esito. Diciamo che al momento attuale sembrerebbero ben disposti e sembra che un incontro con una persona anche intenzionata a dare una mano sia fortunato, no? Vedi che è una linea del presente positivo, dunque si sta creando l'opportunità per un incontro, per un colloquio che ti vedrà probabilmente sostenere appunto questo incontro con una persona anche ben disposta nei tuoi confronti e nelle tue esigenze. Partiamo da un fatto che secondo me in passato devi esserti rivolta già anche a qualcun altro,
però o sono mancati i sostegni, le garanzie da parte di qualcuno, dunque vedi che qua c'è già un primo progetto che ha avuto dei problemi, o è addirittura la stessa cosa e dunque c'è stato bisogno, non so, dell'avallo di qualcuno. Al presente, come ti ho detto, la situazione sembrerebbe positiva perché comunque si apre una finestra abbastanza interessante, però nonostante un successivo incontro che potrebbe siglare o vedere avvicinare questa cosa, sembra quasi che la cosa vada in porto, in realtà poi alcuni ritardi, alcuni ostacoli o forse qualcosa che non abbastanza tutela, non abbastanza garanzia, qualcosa che non ti sostiene nelle retrovie, non ti darà un buon esito. E in effetti anche il risultato qui, come vedi, probabilmente osserveranno bene le cose che poi, cioè, la presenza del nemico fa capire che analizzeranno molto bene sotto ogni aspetto, non gli sfuggirà nulla di quello che è probabilmente la documentazione che dovrai presentare. E però vedi che l'esito con la morte, cioè, fa capire che va a chiudersi questa cosa, ma non in positivo. Purtroppo penso di dover confermare il, il risultato dato dal pendolino. Vediamo adesso Antonella. C'è qui Achille che sta smaniando. Non so se conoscete Achille, vediamo se riesce a passare. Vieni Achille, vieni qua, fatti vedere. Guarda quanto sei bello. Achille è il nostro collaboratore di chirurgia. È il nostro Achille, il nostro vecchietto. Ha 63 anni. Allora, Antonella. Antonella, via. Dunque, 11 febbraio 74, mia figlia, scusate, stavo già leggendo Lucia, 13 gennaio 2005, tornerà a parlarmi. Ma questa domanda avete risposto forse? Poi la rispondiamo. Sì, vediamo un po'. Nel frattempo vedo che si sono aggiunte altre persone. Emily, Stella, e dunque salutiamo anche voi. Rispondiamo ad Antonella? Allora, vediamo se la figlia Lucia, 13 gennaio 2005, tornerà a parlare ad Antonella, 11 febbraio del 74. Penso di sì, da chiacchieratina. Adesso vediamo di capire. Comunque 2005, beh, è un'età, l'adolescenza. Pensano di aver capito tutto e poi quando diventano genitori capiscono che non avevo capito niente. Però è così. Fa parte dei cicli della vita, poi sicuramente alcune situazioni sono più complesse di altre. Ora vediamo comunque Antonella e Lucia. Vediamo un pochettino cosa dicono le sibille. Qui la ragazza piange, ma c'è di mezzo un uomo. Un maschietto. Eh sì, eh sì. C'è di mezzo un maschiettino. C'è di mezzo un uomo. Storia. Beh, hanno cominciato con delle discussioni nel passato. Vedi che adesso non c'è volontà di ascolto. Però poi. Allora, guarda, l'esito fa già capire che comunque con un po' di impegno, di determinazione e buona volontà, alla fine torna il sereno.
Diciamo che ci sono state delle situazioni di grave incomprensione, molti momenti di, come si dice, quando ci si impunta e ci si inorgoglisce, ecco, diciamo che Contrasti. contrasti con poi, beh, è chiaro che alcune situazioni hanno reso le cose un po' complicate, in alcuni momenti ci sono stati anche dei momenti dove sembrava che potessero capirsi, ma alla fine vedi che si sono allontanate. Questo proprio fa capire che però non è un allontanamento. Comunque sembra che abbia dato una mano nonostante tutto questo allontanamento, però vedi, a vedere qua sembra che un po' il padre abbia un ruolo in questa situazione. Ho buttato benzina sul fuoco. Magari non è proprio di aiuto in questo momento. Forse la ragazza è andata a stare col padre, voi siete separati, c'è qualcosa che non so, chiaramente noi non conosciamo il retroscena, Vedevamo. le dinamiche, però devo dire che qua nella stesa quell'uomo che pare essere tuo marito o comunque il tuo compagno crea delle problematiche e vedo che non c'è volontà d'ascolto in questo momento. Mm, mm, Ma nel prossimo periodo, mm, forse anche complice l'aiuto di qualcuno, mm. c'è qualcuno che farà forse da intermediario, Si muovono un po' le si acque, muovono via. un po' le acque per portare messaggi. E devo dire che comunque c'è freddezza, c'è irritazione, ti giudica, sicuramente deve avere delle ferite perché comunque deve essere successo qualcosa di piuttosto importante. Noi da qua non è che non vogliamo neanche andare troppo in profondità e comunque la stesa riguarda la domanda se tornerete a parlarvi, se la figlia Lucia tornerà a parlarti. Dunque non possiamo ovviamente da quella domanda risalire a tante cose, ma si capisce che è successo qualcosa di importante, di serio. E probabilmente ci saranno nuove aperture, ma per questioni non del tutto disinteressate, però alla fine, vedi, con un po' di sforzo e forse con un po' di buona volontà, è possibile fare un incontro chiarificatore con tua figlia. Mm? Sì, sì, alla fine. Alla fine andrà bene. Sì, questo sì, in diretta. Sì, sì, Achille, vai là sul tappeto, dai. Esatto. Forza Achille, vai. Ti sto, Qui cerca sto coccole. trattando con Achille, io e Achille siamo. Eh sì, eh. Andiamo Allora, la avanti. domanda di Emily. Vuole sapere, beh, Emily sarebbe Emanuela e vuole sapere se ci sono novità in amore. 19 agosto del 75. Mhm. No. No, penso io. Novità d'amore Preparati. per Emily. Sì, Emanuela. Mi sembra che sia un pochettino. Un titubante, giro e rigiro. Qualcosina, via. Ma Vediamo non un po'. subito, non sì o no. È un sì, Qualche cosa pare una succederà. cosa niente così. Vediamo un po'. Allora, per Emanuela, 19 agosto del 75, cosa arriva? Cosa le riserva l'amore? Mm, Allora, Mm. dunque, attenta a qualche falsa lusinga, qualche marpione da chat, perché al Attenzione, momento, perché c'è qualcuno che fa delle al promesse alla momento marinai. i marpioni da chat sembra che non Io vanno. anche spero. Sì, sì. Ai, 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 ai. Mm. Mm. Allora, Mm. vediamo. Dunque, già in passato ha incontrato, come dire, il famoso narcisista, perché compare qui una persona che, o forse hai fatto un colloquio con questo uomo per altre ragioni ed è scattato qualcosa. Comunque,
sembra che in realtà nel passato siano due le figure presenti. Dunque, uno, il classico narcisista di cui probabilmente hai sbagliato a fidarti, e poi un altro uomo che era molto più collaborativo, magari meno appariscente del precedente, che invece sembrava tenerci veramente. Comunque, vediamo un po' che al presente non c'è molta sostanza, sicuramente corteggiamenti, momenti di scherzo, eccetera, però purtroppo niente di consistente. Come vedi, qua, anzi, se proprio volessimo dire qualcosa di più, mi sembra che ci sia ancora una situazione eh, che non lo so come dire, ma c'è ancora un effetto abbastanza forte nel tuo presente per quanto riguarda una relazione del passato. E non so neanche se, se dovessimo o potessimo leggere veramente le carte alla lettera, potrebbe anche essere che una situazione non abbia preso il volo, probabilmente con un uomo non più sposato, ma con una figlia, e dunque potrebbe esserci qualcosa del genere, come pure potrebbe anche indicare che al presente una relazione che è nata da poco si è conclusa, praticamente si sta concludendo, insomma, o non prenderà proprio neanche il volo. Nel prossimo periodo, però, vedo un po' di movimento Un po' in di più. fermento, un po' Eh di sì, fermento, sì, 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 un po' di vita. un po' Diciamo di che cavalleria in se in più. questo momento soffre per la solitudine che proviene da una relazione Mm. che non è durata tantissimo, ma che comunque ha lasciato il segno, nel prossimo periodo vediamo fiesta. Ci sono movimenti Tanta roba, interessanti, tanta eh. roba, eh? Qualcosa forse ti farà anche sognare un po' di poter magari entrare più in intimità. Diciamo che in effetti un qualcosa di molto interessante e soprattutto una grande passione ci sarà, Sì. ma attenzione perché questa grande passione è ostacolata comunque da una presenza, Mm. o perché c'è un'altra contendente, Mhm. oppure perché sarà una situazione che attirerà piuttosto Concorrenza? l'interesse, ma anche l'interesse delle chiacchiere delle persone. Dunque, Guarda che- comunque in ogni caso non sarà una situazione che passerà inosservata, e soprattutto sembra avere per l'estate, l'estate bollente. Allora, l'esito comunque non presagisce tante cose meravigliose, ci vuole un po' perché in questo momento io vedo che stai ancora piangendo per la conclusione di una relazione, non hai superato completamente, lo dice anche la linea del presente, oltre che l'esito, però avanti, qualcosa cambierà perché in fin dei conti una carta positiva su quattro l'abbiamo trovata, ma devo dire che dovrai fare comunque attenzione perché c'è qualcuno ancora che cerca di intralciarti in qualche modo, qualcuno che può non aver superato neanche lui la vostra relazione e che magari ti dà un po' il tormento. sì. Allora, andiamo avanti. Guarda che c'è la nostra Evelina. Oi Eva, ciao Eva. Beh, però si è giunta anche Donatella. Andiamo con Allora, la domanda di. Stella. Ok, Stella, sì. Come andrà tra Giuseppe, 18 luglio 78, e Stefi, 25 aprile 88 in futuro? Vuole sapere se si lasceranno. Vabbè, vediamo come andrà. Io dico che si Sì. lasciano o no? Ok, tu vedi se si lasciano sì o no. Esatto. Attenzione, rullo di tamburi. Giuseppe, Stefi, Stefania, Stefano. Non so. Rullo di tamburi, grande. Si lasceranno fra Steffi e Giuseppe? Grande fermento, eh? Pendolino gira, non trova né il sì né il no, e dunque se si lasciano non è subito, non è ancora nemmeno dopo.
più un no che un sì, rischieranno però, perché è andato Mm. Direi che mi. un mio. È un cervo primavera. Mamma. Mm, Allora vediamo. non mi voglio esprimere perché questa è la situazione. No, Perché rischiamo di però, fare però mettere la mascherina, in futuro lo metto anche io. mettere la mascherina in Così qualche non ci modo. riconoscono. Allora va bene, vediamo un pochettino, faccio anch'io la stesa. Vediamo allora se Giuseppe, cosa succederà fra Giuseppe e questa Stefi in futuro, vediamo. Non si capisce bene, perché sembra che ci sia Anche passi, fermento. un po' di movimento. Un cambio, un passo avanti, un passo indietro. Ulla. Che cazzo hai fatto? Se fossero sposati sarebbe Sì, da un divorzio. divorzio Sì. questo, sì, sì. Se fossero sposati sarebbe un divorzione, no? Allora, Guarda che cazzo. beh, diciamo che non è l'unica la Stefi a volere questo Giuseppe, perché mi sembra che Se c'è un traffico lì davanti. traffico come il film. No. Ti ricordi? L'avevi mai visto il film No, con no. come si chiama? Benigni, quando ha fatto quello là, come si chiamava quel film? Non mi somiglia per niente. E chi Gianni Stecchino. Gianni fatemi la parola Stecchino. In giardino con i bambini del materno. Allora, Allora, beh, comunque, qui rivalità, guarda quante figure nel passato. guarda che donna giovane che vedo di Esatto, c'è la moglie, c'è un'altra figura ancora, poi c'è la donna più giovane, insomma, un non gli è traffico. mancato niente. Non si è fatto mancare niente. Grande Giuseppe, Giuseppe. e Giuseppe, gli mancava la Maria, poi dopo. Esatto, dice bambino, vediamo dov'è, non c'è. Comunque, grande traffico. Allora, beh, diciamo che in questo momento, Segreti, guarda così in questo momento è un caos, un perché caos. Sì. lui, non so, forse lui è in grande confusione, la situazione è in Un po'. confusione anche perché probabilmente o è stato messo in croce perché è scoperto, oppure è un periodo difficile che rischia, ha paura di essere scoperto, sente il peso dei propri errori. Gente che parla. Esatto, rischia di colpevolezza. Gente che dice tutti i colori. Guarda comunque che qua insomma Guerre, guerre. Questa è la linea però presente. però non c'è la rottura qua, c'era nel taglio, ma la rottura qui nella stesa non c'è. Però il presente La vede è, male. è tutt'altro che spensierato. Anche perché vedi che c'è qualche figura che si insinua, non Dici è... che non la metto qui? Allora, non so se sia lui o lei, ma qualcuno dei due non è fedele. Ma per niente, c'è un segreto qua, un ladro là, insomma, Una un'inimica morte qui, qui, una morte lì. un ritorno. Insomma, è un zabbaglione di sentimenti. Beautiful, lo vede? Dynasty. Sì, è una cosa pazzesca. Ecco, diciamo Ce che n'è più di una. secondo me si giostra con un po' di figuranti e Sì. figure, però alla fine vedi che resta, resistono. Sì. Alla fine sì, però insomma, quella fine lì È anche sicuramente un qualcosa che in qualche modo ha anche una forma di convenienza, però alla fine reggono, io non ne vedo interruzione. Eh, però stanno passando un periodo che non è proprio un bel periodo, no, non è però vero. sembra che vinca la famiglia, almeno, non lo so, per ora. E poi bisogna vedere se chi è la famiglia. Sì, beh, insomma, Vediamo un po'. i marchioni della chat. Occhio, occhio, perché sì. Vado retro. Buonanotte, Emily. Allora, bene. Basta, non ci sono più domande, non abbiamo fatto 9:30. Sì, esatto. Diciamo che c'è solo Donatella che vuole sapere se
pendolino si è spuntato, deve buttarlo? No, assolutamente. Io a 5 anni, cioè praticamente 53 anni fa, Forse lei lo chiede perché è un pendolino di cristallo, uno di quelle pietre semipreziose, ma non essendo usato per cristalloterapia, come ti stava per dire lui, che usava. lo spago, un sassolino, quando nel paese si spazza la voce che ero un rabdomante, mi portavano le schedine del Totocalcio, una caramella. C'è stato uno che ha fatto 12, 13 ai tempi, poi l'è venuto a sapere il mio vecchio e li ha raddrizzati tutti. Però per una caramellina, il Mi marietto, aveva fatto la schedina. perché le schedine a Vabbè. 5 anni, no? Quindi figurati voi. No, se poteva farlo con un sassolino, Eh, potrei farlo con un penno di punta spuntato perché è caduto, non c'è problema. Ma lo sanno che puoi fare anche consulenze private, pagamento 20 euro, 45 minuti, pagare le E lo sanno che lo puoi fare anche tu? ma è meglio che lo faccia lei. Io comunque lei sapete che Che fa. sotto. Esatto. Sì, comunque potete contattarci in privato per consulti a pagamento, un consulto alla durata di 45 minuti e il costo di 20 euro. Dunque siamo a disposizione per approfondimenti. Tra Certo. l'altro durante i consulti usiamo più eh, metodi di divinazione. Questo vi permette di avere un quadro completo della situazione. Bene, Marietto, Penso che abbiamo detto auguriamo tutti, e no, perché su Netflix noi stiamo guardando una serie, una diciamo, per questo siamo diventati fiscali, 30 minuti, 30 poi va minuti. bene, non ci sono più domande, quindi è No, inutile. noi abbiamo accontentato tutti quelli che hanno fatto la Esatto. domanda stasera. Dunque, vi ringraziamo tantissimo per la vostra compagnia. Abbiamo la puntata in cui Loris, che è Luis, a lui ha già cambiato nome, ha cambiato nome da qui a là, no? esatto, Luis. Stiamo guardando Swings, non so se lo avete mai visto, comunque, infatti lo immaginavo che fosse Esatto, in farsi. certo. Allora, bene, il Marietto torna nella diretta domani sera alle 18:30, io sarò in diretta sul mio canale YouTube venerdì alle 21:30. Alle 18:30 le spadellina. E certo che anche qua si mangia. Ok, grazie, Grazie, buonanotte. buonanotte, alla prossima. Ciao.